Abbiamo collegato adesso anche Maria Rosaria Capozzi, che salutiamo, ben trovata. Buongiorno e grazie per l'invito. Saluto anche il sindaco qui in studio. Sì, eccoci qua, abbiamo i nostri ospiti con noi, pronti per affrontare un po' tutte le tematiche che troviamo sui giornali. Partirei anche da quella che è l'apertura del Messaggero Veneto, perché parla di una tematica importante, quella delle politiche abitative, dell'abitare, con più di 8.000 in attesa per gli alloggi ATER, con il numero di domande che aumenta e ancora non sono state soddisfatte alcune, più di qualcuna. Lo scorso anno 700 ingressi, ma con i bandi le richieste hanno superato le disponibilità. Ovviamente poi c'è tutto il quadro dei numeri in Friuli Venezia Giulia. Parto da Maria Rosaria Capozzi, ecco, com'è la situazione in Regione sotto questo punto di vista? Ma è una situazione sicuramente drammatica, perché purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito a due situazioni parallele. Da una parte ad una crisi abitativa che ha portato appunto i cittadini a non riuscire a trovare neanche una casa, e questo mercato si è reso, quindi è stato alterato dalla diffusione dei cosiddetti affitti brevi. Dall'altro invece vi è un disagio sociale crescente. I cittadini purtroppo hanno un potere d'acquisto che nel tempo è andato sempre più riducendosi, e quindi anche quelli che lavorano e hanno uno stipendio dignitoso purtroppo non riescono ad arrivare alla fine del mese, hanno difficoltà a pagarsi un affitto, hanno difficoltà ad accedere ad un mutuo. Quindi il ricorso all'edilizia quindi all'edilizia pubblica è qualcosa di... Abbiamo ancora problemi con il collegamento con la consigliera regionale, sicuramente avremo modo di ritrovarla a breve. Non so se ho a disposizione il sindaco, che non vedo al momento in bassa frequenza, ma credo ci sia. E magari chiedo anche un parere al nostro sindaco di Sacile sulla situazione, ecco, anche un po' nella zona com'è la situazione. Non c'è nemmeno neanche il sindaco. All'improvviso siamo passati da 2 ospiti a 0, ma capita, come si dice in questi casi, è il bello della diretta. Ringrazio anche per avermi confortato la regia di Pietro Piccina. Adesso però rivedo nuovamente la consigliera Capozzi. Prego, possiamo concludere il discorso. Ho problemi di linea evidentemente oggi, perdonatemi. Concludo un po' quello che stavo dicendo, e quindi c'è un numero di richieste anche delle ATER che comunque non soddisfa appunto, quindi che non è strettamente correlato a quella che è la disponibilità. E quindi tanti cittadini appunto stanno presentando queste domande, però senza ottenere risposte. Questo perché da una parte non ci sono appunto sufficienti edifici per soddisfare tutte le richieste, dall'altra però c'è un altro problema che tra l'altro noi avevamo sollevato anche in qualche manovra passata, perché ci sono tantissimi alloggi ATER che non sono adeguati e quindi potrebbero essere recuperati anche con interventi che non sono troppo invasivi, e noi rispetto a questo avevamo presentato un emendamento che chiedeva alla Regione di concedere gli alloggi ATER a quei cittadini che ne facevano richiesta, accollandosi quella spesa che poteva essere comunque minima, e quindi non parliamo di interventi invasivi, e di scorporarla magari per tutto l'anno a seguire o per qualche anno in più rispetto agli affitti che poi questo utente avrebbe dovuto pagare. E quindi rimane appunto una situazione drammatica su cui si deve intervenire, perché ribadisco, siamo in un momento storico in cui c'è un disagio sociale crescente, e avere una casa è un diritto, e quindi la nostra regione certamente deve essere al fianco dei cittadini che ne fanno richieste, e quindi soddisfare quanto più possibile queste domande, ecco. Assolutamente, e approfitto anche per chiedere un po' al sindaco di Sacile il polso della situazione sugli alloggi, le case popolari anche nella zona del Pordenonese. Sì, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda l'ATER territoriale di Pordenone,
c'è un piano in atto, ovviamente concordato con la Regione, di ristrutturazione di parecchi alloggi che hanno bisogno di essere adeguati appunto a tale funzione, e nello specifico, parlo del mio comune, il comune di Sacile, c'è un progetto che vede la prossima futura realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata, in particolare in un spazio dedicato, a suo tempo dedicato a una scuola, che verrà appunto riconvertito, perché non più utilizzata la scuola, ormai è stata realizzata una nuova scuola, verrà destinato appunto alla realizzazione di una palazzina con almeno una decina di unità abitative. Questa è una risposta che ovviamente non è risolutiva, ma è molto importante. La Regione si è impegnata, e di questo noi siamo anche soddisfatti e ringraziamo, perché c'è un'attenzione specifica, in questo caso parlo del mio comune, a risolvere quelle che sono state già evidentemente indicate come delle necessità crescenti. Lo vediamo sempre sul tema del sociale, che il Comune di Sacile segue come comune capofila dell'ambito del distretto socio-assistenziale, rispetto alle emergenze che sono in crescita, sono evidenti e riguardano la capacità di poter disporre di alloggi in condizioni appunto di difficoltà, anche di famiglie che di fatto hanno il reddito ma non sufficiente ad arrivare alla copertura di quelli che sono gli affitti, chiamiamoli così, ordinari, che nel nostro territorio sono disponibili. Affitti che in alcuni casi non sono facilmente raggiungibili anche da una famiglia che ha il reddito, per il livello appunto specifico delle zone. Quindi questi interventi puntuali, diciamo quindi di ristrutturazione e di nuove realizzazioni, in parte insieme al Comune aiutano ad affrontare i casi, soprattutto quelli di emergenza, oltre che, per quanto concerne, questo è un altro tema ancora, delle emergenze abitative nel senso stretto del termine. I servizi sociali dei comuni del distretto nostro ha già varato ancora un paio di anni fa un piano attraverso il quale chi dovesse essere in estrema difficoltà e in emergenza cosiddetta abitativa ha la possibilità di avvalersi temporaneamente di un alloggio. Assolutamente. E vedevamo anche, prima di andare in break, c'è questa l'housing sociale, no? Il nuovo strumento, il patto pubblico-privato, per fornire risposte anche alla fascia grigia. Noi abbiamo visto recentemente a Udine si va verso l'inaugurazione di alcuni centri residenziali di questo tipo, l'ex caserma Usoppo, tanto per fare un esempio. Capozzi è una strada percorribile che comunque avrà impatti positivi. Ma certamente una strada percorribile, e anzi deve essere percorsa, perché, come dicevo, la fascia grigia è in continuo aumento, e parliamo di cittadini che comunque hanno un reddito ma non riescono a pagarsi appunto e a sostenere quelli che sono i costi di un mercato alterato, e quindi di affitti che arrivano anche a prezzi decisamente alti, e quindi bisogna sostenere appunto quei cittadini, perché purtroppo abbiamo cittadini che pur lavorando hanno dei redditi, quindi hanno dei redditi che non gli consentono di accedere ad un mutuo, hanno dei redditi che non gli consentono di appunto pagarsi un affitto. Sì. E quindi torniamo anche al discorso del salario, perché noi da sempre ci battiamo perché venga corrisposto ai nostri cittadini, alle nostre cittadine, un salario dignitoso, perché se appunto un cittadino avesse un salario tale non avrebbe anche bisogno di ricorrere a misure di questo tipo, perché potrebbe tranquillamente sostenere quelle che sono le spese che gli si presentano. Invece ci troviamo appunto di fronte a lavoratori che, proprio per via di questi salari che sono sempre più bassi, non riescono ad arrivare alla fine del mese, e di certo non ha aiutato neppure la cancellazione, io qui lo ribadisco, del reddito di cittadinanza, perché benché potesse avere anche degli aspetti che andavano corretti, si risolveva in una misura utile non soltanto, come a qualcuno piace dire, per i fannulloni, ma era una misura anche a sostegno di quei lavoratori che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Spagnol, su insomma
questo patto pubblico. Il tema dell'housing sociale è un tema che è più che mai attuale e deve essere affrontato con serietà e concretezza, proprio andando ad analizzare quelle che sono noi come sindaci ci troviamo quotidianamente a affrontare le questioni legate al cambiamento demografico. Ci sono meno bambini, meno le scuole da un punto di vista dell'affluenza si svuotano, soprattutto le scuole primarie d'infanzia, perché nascono meno bambini, aumentano le persone con età media molto elevata, con tutte le conseguenze, soprattutto quelle legate alla solitudine. E dico queste perché il tema dell'housing sociale è sicuramente una formula che consente, l'abbiamo già potuto verificare e consentirà ancora di più, di fare una sorta di, le chiamo da un certo punto di vista, economia di scala, e dall'altro a una forma di auto e mutuo soccorso e sostegno, perché laddove le persone in qualche modo si possono avvicinare e stare insieme anche con dei servizi condivisi, molto semplicemente c'è una minore emarginazione, una minore solitudine e meno problemi legati prima al sociale, che poi si traducono evidentemente, come ampiamente noto, in problemi di carattere sanitario. Quindi è nell'interesse davvero di tutti occuparsi di questo aspetto, nel senso proprio non solo astratto, ma proprio concretamente con azioni che possono portare a una direzione in questo senso. Sicuramente è uno strumento da sfruttare appieno, e fa piacere anche che le amministrazioni comunali lo vogliano fare, ci mancherebbe altro. Adesso andiamo in fascia pubblicitaria, torniamo per rimanere un po' sull'argomento, poi per parlare anche di altro. Restate con noi. Eccoci rientrati in diretta ancora per dare uno sguardo. Abbiamo parlato di alloggi ATER, di politiche abitative, di social housing, dicevamo una tematica un po' legata che ritroviamo oggi sulle pagine dei giornali è anche questo cambio del nord-est. Stiamo sostanzialmente anche analizzando una fascia di sostanzialmente 50 anni con i residenti delle cinture urbane aumentati del 49%, ecco, c'è questa inversione, i centri città che diventano meno attrattivi e che invece è un hinterland che attrae di più. Ecco, parto sempre da Maria Rosaria Capozzi, che lettura si può dare a questo dato? Ma è un po' quel discorso che avevo fatto anche in premessa, i centri abitati sono presi d'assalto anche dai turisti, le città diventano sempre più meta appunto di un turismo invasivo e quindi il mercato si sta alterando. La maggior parte delle case dei nostri centri storici vengono adibite a alloggi per affitti brevi e quindi queste diventano inaccessibili anche per i nostri stessi cittadini che non riescono né a trovare una casa in affitto ma neanche ad acquistarla, sempre per le questioni di un ridotto potere di acquisto. Altre ancora invece fanno la considerazione appunto di scegliere situazioni meno congestionate, perché le nostre città sono sempre più affollate e quindi si preferisce andare nell'hinterland dove si ha una dimensione più a misura di famiglia, con spazi verdi, e quindi si preferisce appunto questa di andare fuori. Ma ripeto, secondo me questa tendenza deve essere invertita, ma soprattutto controllando tutta la sfera degli affitti brevi che stanno comunque svuotando le nostre città, e questo sta diventando un problema. Spagnolo, com'è questo dato? È un dato che dal mio punto di vista conferma sempre di più quanto le persone, sì, l'aspetto economico è un aspetto importante, la sostenibilità, il potere di acquisto, gli affitti eccetera, ma che sia aumentata una sensibilità nelle persone, nelle comunità e nelle famiglie anche di cercare la dimensione ottimale
cioè quel luogo nel quale, parliamo quindi di luogo abitativo e contesto abitativo, nel quale si possa vivere bene. Parliamo di qualità della vita, parliamo di benessere, quindi non solo economico, ma di tanti altri fattori: l'accessibilità ai servizi, le scuole, le piste ciclabili, gli spazi verdi, dove potersi muovere in sicurezza, in tranquillità, respirare anche un'aria buona e soprattutto, vivere le relazioni sociali ancora più qualificate. Questo secondo me è aumentato molto dopo la pandemia, ha fatto sì che le persone abbiano in qualche modo riacquisito sensibilità diverse, nuove, o recuperato sensibilità smarrite. Sul piano pratico, quindi, gli spazi, le municipalità in questo caso, che riescono a intraprendere questi percorsi, aiutare davvero le persone a trovare ciò che serve veramente, hanno maggiore successo. Quindi dove ci sono le scuole, i trasporti, ma non c'è la congestione, dove c'è la possibilità di arrivare semplicemente anche nei posti migliori legati agli aspetti turistici in tempi molto brevi, quindi la montagna, il mare, distanziati a breve tempo. Ecco, tutto questo aiuta le persone a scegliere il posto che ritengono più adeguato per stare bene. Quindi parliamo di benessere, ma di un benessere complessivo, anche sul piano della cultura, dello sport naturalmente e della socialità. Infatti leggevamo anche nella pagina successiva, si parla della tranquillità, degli stessi servizi, no? La facilità negli spostamenti, capo ci sono anche queste tematiche, no? Si vuole vivere più tranquilli, magari cose che in città, per non scomodare la tematica della sicurezza, però magari un po' è più difficile trovare. Ma condivido infatti il pensiero espresso dal sindaco, perché tante famiglie scelgono appunto l'Interland proprio per ritrovare una dimensione sociale che probabilmente prima era anche meno accentuata e che il Covid invece ha dato a questa dimensione maggiore enfasi. Quindi tante famiglie si spostano nell'Interland per vivere anche in maniera più intensa anche i rapporti interpersonali, e se lo riescono a fare perché l'Interland ormai è fornito di tutti quei servizi che servono ad una famiglia, perché poi queste scelte sono dettate appunto dalla presenza di servizi, scuole, supermercati, ecco, tutte quelle situazioni appunto che possono dare delle risposte alle prime necessità che si possono creare durante l'arco di una giornata. E quindi comprendo, ecco, chi fa questa scelta, e mi dispiace perché ritroviamo delle città sempre più svuotate, delle città che stanno cedendo il passo, come ho detto, ad un turismo invasivo, a delle case che vengono sempre più occupate da turisti piuttosto che da famiglie che non trovano più nel centro delle nostre città un luogo accogliente appunto dove costruire la propria quotidianità. A tal proposito, visto che l'avete citato giustamente, perché è stato un evento che ha segnato un prima e un dopo, ieri c'è stata una commemorazione per tutte le vittime del Covid, ha partecipato l'assessore Riccardi, sentiamo il servizio. Beh, un'esperienza travolgente che ha colpito tante persone. In questa regione contiamo ad oggi persone mancate non per Covid ma con Covid di oltre 7.000 persone. E la riflessione condivisa dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi in occasione della cerimonia commemorativa delle vittime del Covid-19 svoltasi oggi pomeriggio al Parco della Memoria di San Canzian di Sonzo in località Belliano. L'iniziativa è stata organizzata nella giornata nazionale istituita da Camera e Senato in onore delle vittime del coronavirus. È stata scelta la data del 18 marzo per ricordare la colonna di mezzi pesanti dell'esercito che in quella stessa data del 2020, in pieno lockdown, si fece carico del trasporto di centinaia di bare
depositate nel cimitero monumentale di Bergamo. Alla presenza del sindaco di San Canzian d'Isonzo, Claudio Fratta, e delle autorità civili, militari e religiose locali, l'assessore Riccardi ha sottolineato l'urgenza di un esame critico della gestione passata, appesantita in particolare dai vincoli burocratici legati alla tutela dei dati personali e dalla dipendenza delle delocalizzazioni industriali per il reperimento di dispositivi salvavita essenziali. I processi di delocalizzazione che non ci consentivano di avere gli strumenti necessari per salvare le vite delle persone, banalmente le mascherine, i camici, i ventilatori, le norme sulle quali eravamo obbligati a lavorare in maniera ordinaria, a partire dalla norma della privacy, pur essendo una condizione di emergenza straordinaria, i profili di responsabilità, molte cose che io penso sulle quali bisogna riflettere, fare tesoro e affrontare nuove regole, naturalmente auspicando che vicende così impattanti non si ripetano, ma essere pronti qualora dovessero capitare ad affrontarle con rinnovata fiducia e maggiore solidità di un sistema rispetto a quello che avevamo a disposizione in quegli anni. Questo è per quanto riguarda la commemorazione delle vittime per il Covid, con protagonista proprio Riccardi. Ecco, vedo tornati i miei ospiti, c'è stato un momento di blackout tecnico, ma l'abbiamo superato. Volevo chiedere proprio al sindaco Spagnol quanto, ecco, a 360 gradi di questa esperienza mondiale, globale, ha cambiato il tessuto sociale. Sì, come dicevo prima, ci sono stati diversi cambiamenti, noi li abbiamo verificati più che apprezzati nel contesto stesso della pandemia come sindaci, su quelle che erano davvero le priorità delle nostre comunità, e poi successivamente nel cambiamento di alcune abitudini, che poi alcune si sono recuperate e hanno migliorato. Parlo per esempio dell'accesso agli eventi culturali, al teatro, al cinema e a tante altre iniziative che hanno stentato all'inizio a riprendere, ma poi sono ritornate più partecipate di prima. Ma poi anche nel mondo del lavoro, nelle priorità, soprattutto nelle giovani generazioni, di dare un valore al lavoro che è diverso da quello che c'era prima, e quindi con spazi personali ampliati rispetto agli spazi lavorativi, con richieste di altri aspetti legati al tempo lavoro, e anche la possibilità poi di avvalersi di nuove formule anche qui in municipio, che hanno potenziato molto i sistemi digitali e quindi hanno superato dei limiti che prima c'erano, consentendo nuove opportunità che oggi, anche per l'accesso ai servizi pubblici, parlo nello specifico, non so, per fare un esempio molto semplice, all'anagrafe comunale, molte cose si possono fare a distanza senza essere presenti direttamente in municipio. Tutti aspetti che insomma ha lasciato una traccia indelebile, in alcuni casi anche, come dire, drammatica per alcuni. Parlo sempre, tornando un po' al tema del sociale, a chi non ha emotivamente recuperato appieno la dimensione dello stare insieme agli altri, delle relazioni, ma è rimasto in qualche modo provato da questa esperienza, e chi invece ne ha trovato uno slancio ulteriore per innovazioni, novità e anche nuove proposte. Capozzi. Il Covid è stato un momento drammatico della nostra storia. Col senno di poi, sicuramente, anche riprendendo alcune considerazioni fatte dall'assessore Riccardi, potevano essere gestite in maniera diversa, però parliamo di una situazione eccezionale che non si era mai avuta appunto nella storia, quindi ci sono tutte le attenuanti proprio riferite al fatto che si trattava di una situazione appunto nuova. Dal punto di vista sociale, se per un verso ha reso ancora più evidente l'importanza delle relazioni interpersonali, e quindi da questo punto di vista può aver anche stimolato una maggiore interazione, ecco, tra le cittadine e i cittadini, dall'altro anche acuito delle problematiche che prima erano forse più
erano più assopite, in particolar modo il disagio mentale e la solitudine, perché tanti cittadini si sono trovati isolati ma anche i nostri stessi giovani, ecco perché in un certo momento si sono ritrovati di punto in bianco, isolati nelle loro camerette a seguire anche le lezioni scolastiche, e questo non ha certo aiutato le relazioni interpersonali e la socialità, e ha determinato un disagio sociale con cui ancora oggi facciamo i conti. Quindi il Covid è stato certamente una situazione al limite, una situazione che ha determinato delle conseguenze con cui ci rapportiamo ancora ad oggi. Ha reso ancora più necessari, ecco, ci ha illuminati, ecco, da questo punto di vista, perché il fatto di trovarsi isolati ci ha permesso anche di dare valore maggiore a quelli che sono i rapporti interpersonali che forse prima si dava per scontato. Assolutamente sì. Adesso andiamo a cambiare argomento, a parlare chiaramente anche di una questione molto delicata che riguarda il governo, poi la affronteremo anche sotto un punto di vista più strettamente territoriale. Come leggiamo dal giornale, oggi c'è la mossa del governo, tra l'altro una doppia mossa, il governo italiano che taglia le accise, insomma questo sconto per 20 giorni di 25 centesimi, il PD parla di una mossa elettorale, dall'altra parte relativamente alla Slovenia c'è un contingentamento, ecco, un limite per evitare l'invasione da parte degli italiani al confine per l'approvvigionamento di benzina. Com'è la situazione dal punto di vista energetico? Chiedo al sindaco, poi facciamo un discorso con la Capozzi. Ecco, si sta sentendo anche questo ennesimo conflitto sulla cittadinanza? Diciamo che emerge di più la preoccupazione della durata di questo conflitto e degli effetti che a medio termine ciò che stiamo cominciando a percepire adesso potrebbero verificarsi. Allora oggi ancora di più la mossa del governo, quella di tagliare, dico giustamente, anche se temporaneamente, le accise, dà una boccata di ossigeno a tutti quanti, al trasporto pubblico, al lavoro, al mercato e a tutti quelli che insomma in qualche modo più intensamente utilizzano appunto il gasolio, la benzina per spostarsi, ma non solo, perché dà anche una speranza in più, insomma, di poter guardare con ottimismo al futuro, immaginando che c'è sempre una forza appunto di governo che in questo caso è molto attenta alle necessità delle proprie comunità, dei propri cittadini. È vero che la dimensione è una dimensione globale, quindi bisogna leggerla sotto questo punto di vista. È vero che qualcuno sta strumentalizzando queste mosse come qualcosa di propedeutico alla giornata del voto. Quello che conta è che bisogna andare avanti con azioni concrete che siano utili, molto pragmatiche come questa, che facciano comprendere e soprattutto anche percepire nel concreto come poter affrontare le emergenze, ancorché non se ne conoscano le durate. Capozzi. Mi trovo meno d'accordo sulle ultime dichiarazioni fatte dal sindaco, perché su questo tema c'è poco da strumentalizzare, anzi i fatti parlano chiaro. Ci siamo trovati infatti già subito dopo l'inizio del conflitto, prima russo, poi USA-Israele e ora in ultimo con l'Iran, ad un innalzamento dei costi del petrolio e del gas che rischia di mettere in ginocchio la nostra economia, ma anche quella delle nostre famiglie, che appunto non stanno dietro a quelli che sono i costi dell'impennata appunto del gas e della benzina e del gasolio. Quindi ci troviamo sicuramente in un mercato alterato e a che cosa abbiamo assistito? Da una parte ad un governo che in maniera contraddittoria, quando faceva campagna elettorale ed era all'opposizione,
dell'opposizione, diceva di eliminare le accise, cosa che poi non ha fatto, tradendo quelle promesse elettorali. Oggi si vincola alle forniture costosissime, ci vincola alle forniture costosissime americane, aumentato all'inizio le accise per quanto riguarda il gasolio, perché ha ridotto soltanto quelle della benzina. È chiaro che oggi, quando interviene soltanto sotto le elezioni di un referendum con una riduzione delle accise soltanto per 20 giorni, è chiaro che la cosa acquista il sapore puramente elettorale. Uno, perché non è intervenuta prima. Due, perché è stata lei stessa ad aumentare le accise, che oggi invece è costretta a ridurre. E peraltro questo comporta anche per la nostra regione dei notevoli costi, perché da anni interveniamo per contrastare il turismo del gasolio e quindi per impedire ai nostri cittadini di andare in Slovenia a fare il rifornimento, dove troverebbero appunto condizioni sicuramente, soprattutto in questo momento, più favorevoli. E quindi ci siamo nel tempo, anche come Movimento 5 Stelle, trovati favorevoli certamente agli aiuti, soprattutto per quanto riguarda la fascia zero, meno magari per altre fasce su cui potremmo ragionare, però questo intervento, ripeto, è reso necessario da una promessa tradita, perché tutti i cittadini si ricordano le sceneggiate fatte proprio dalla Meloni quando si trovava vicino alle pompe di benzina e diceva di voler eliminare le accise, cosa che poi non ha fatto. Spagnol? Noi sindaci guardiamo sempre molto al concreto, magari ci confrontiamo con questioni più a livello locale. Allora è evidente che a pochi giorni dal referendum la partita si è spostata molto sulla parte politica, prima ancora che sui contenuti del referendum stesso, e questo fa parte un po' dei giochi e delle situazioni. Entrando nel merito, torno a quello che dicevo prima, se tutto non si può avere in questo momento, bene anche che le accise siano state abbassate. Quindi è un fatto molto concreto, una boccata di ossigeno, poi per il resto giustamente guarderemo giorno per giorno, anche in base all'evoluzione del conflitto e di quelle che sono altre dinamiche naturalmente sovranazionali che stanno sopra le nostre teste. Assolutamente. Adesso andiamo a vedere questo argomento declinato, come dicevamo. Noi ci siamo concentrati sui cittadini, sulla benzina e su tutto quanto, però è chiaro che ci sono settori che stanno risentendo. Ieri abbiamo sentito l'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, sentiamo cosa ci ha raccontato. La crisi per la guerra in corso in Iran si sta facendo sentire anche nella zootecnia in Friuli Venezia Giulia. SOS, lanciato attraverso la nostra emittente dall'Associazione Allevatori Regionale sull'impennata dei costi e rincari di energia e carburante, un mix pericoloso che, se non fermato in tempo, rischia di trascinare nel gorgo tante imprese del settore. I numeri parlano da soli, con la filiera in difficoltà per il rapporto acquisto-vendita. Lo schizzare al rialzo dei carburanti per autotrazione, con lo stesso gasolio agricolo in netto aumento per rifornire i mezzi, le materie prime per sfamare gli animali, i prodotti agrofarmaci portano a una situazione di inverno economico, una fase di profonda crisi, rallentamento e stagnazione delle attività produttive, molto pericoloso. Essere ottimisti in questo periodo è una cosa molto ardua. Posso dire solo che anche chiaramente il nostro settore è uno dei più colpevolizzati da questo andamento. Ci ritroviamo ad avere un sovraccarico adesso di aumenti all'inverosimile, basti pensare solo ai costi, la corrente elettrica, che ancora non abbiamo avuto la bella sorpresa, ma ci arriverà presto con le bollette, e il gasolio che è incrementato di un buon 50%.
Lo stesso per quanto riguarda anche i concimi tipo l'urea e il nitrato che adesso andiamo a buttare nei cereali autunno-vernini, e per il mais in futuro non so a quanto arriveranno, però già si parla di aumento anche qui di un 35-50%. L'intervista completa la potrete vedere e ascoltare nel corso della prossima puntata di Agricultura, il magazine prodotto da Media Nord-Est, in onda su questa rete nel fine settimana. Capozzi, ovviamente è chiaro che più si va su tutti i settori, l'agroalimentare, trasporti, eccetera, le problematiche ci sono. Ma infatti le ripercussioni sulle nostre imprese saranno gravissime, e questo perché parliamo anche di un contesto già in sofferenza, caratterizzato dal calo delle produzioni, da una pressione fiscale la più alta negli ultimi anni, e quindi l'aumento del carburante e del gas sicuramente non aiuterà le nostre imprese. Ma anche per fornire giusto un dato, il giorno rispetto al giorno prima dell'attacco degli USA all'Iran si è avuto un aumento del 100% del gas e del 40% del gasolio. Quindi questo in maniera inevitabile avrà delle ripercussioni sulle nostre imprese, sulle nostre famiglie, e di sicuro un aiuto soltanto per 20 giorni non sarà risolutivo. Si deve pensare certamente anche a delle alternative del mercato, perché in questo momento appunto sono congestionate tutte quelle linee che ci hanno portato poi all'innalzamento dei costi. Quindi bisogna guardare ad altri mercati, non vincolarsi, ripeto, alle forniture, perché ci siamo già vincolate, costosissime, americani, perché tutto questo ci sta mettendo veramente in ginocchio. Sindaco Spagnol? Se parliamo di energia e di autosufficienza energetica, dobbiamo andare un po' indietro e cominciare a riflettere del perché la nostra nazione sia in qualche modo così vincolata e dipendente dalle forniture energetiche, e che non abbia sviluppato negli anni, nei decenni, una politica di autosufficienza o presunta, insomma, vicino all'autosufficienza energetica. Queste emergenze portano di piena attualità questa problematica, e quindi nel momento in cui c'è una variabilità dei mercati, le compagnie forniscono alla pompa un prezzo, o impongono alla pompa un prezzo più alto, se parliamo dei carburanti o piuttosto che del gas, ecco, noi ne subiamo tutti gli effetti. Quindi la risposta sarebbe da cercare lontano, ma sostanzialmente nella capacità e nella volontà dei vari governi di guardare, anche del popolo italiano stesso, di guardare a forme diverse di approvvigionamento energetico, che timidamente magari sono anche sviluppate con le energie alternative, ma sono ancora evidentemente, lo vediamo in questi giorni, insufficienti a poter contrastare le emergenze le questioni internazionali che si verificano. Quindi c'è un grande pensiero che va oltre alla contingenza, che guarda in avanti, ma deve partire anche da un'osservazione del passato e delle scelte fatte o non fatte. Abbiamo anche una telefonata. Pronto, con chi parliamo? Buongiorno, sono Franco da Udine. Allora, d'accordo, tutte queste spese che vanno su, che vanno giù, ma praticamente una famiglia, invece di prendere qualcosa, di comprare la lavatrice, diciamo, deve vedere di lavare a mano un po', tanto per dire. E quindi le spese di uscita bisogna trovarle, e noi ne abbiamo tante. Non è finita, tanto per dirne una, non è finita la guerra in Ucraina, c'è un comitato per aiutare a ricrescere. Ma finiamola con queste qui, finiamola che si scorrono tra loro, e se vogliono uccidersi non importa. Zelensky ai primi tempi doveva dire no, non voglio che mi abbattano giù tutte le case, tutte le fabbriche, si rimetteva alla Russia,
che tanto prima gli ucraini ammazzavano i russi in Ucraina, allora non andiamo a cercare rogne. E dopo un'altra cosa, come dicevo, praticamente vedendo le uscite, ma dove sono le uscite? Ogni giorno arrivano qui 500 extracomunitari che non sanno niente da fare, solo bighellonare in giro. Queste sono le uscite. I ragazzi senza genitori, quelli non accompagnati, ci costano 130 euro al giorno. E allora cosa si fa? Voi parlate. Sono questi il comune. Il comune praticamente, Gentilini ai tempi è andato contro ogni regola, ha tagliato le panchine nei parchi per non far dormire gli extracomunitari. Ha fatto qualcosa. I sindaci di oggi, ad esempio, cosa fanno? Il sindaco della Casa del Bosco con la sua fascia tricolore ha una potenza enorme, il sindaco con la fascia tricolore, è un piccolo governo, andava là, prendeva i ragazzi, quei bambini e li portava ai suoi genitori. Il sindaco è un piccolo governo, il sindaco. Vogliamo capire, voi come sindaci cosa fate? Fate questa idea, questa proposta, e invece di parlare e questo non doveva fare, questo non, ma voi fate rischiate il lecito e l'illecito. Grazie, Mandi. Al di là della mia opinione personale che segare le panchine secondo me serve poco o nulla, ma al di là di questo, insomma siete stati chiamati un po' come sindaci, un po' come politici. Parto dalla Capozzi che su questa chiamata che ha toccato tantissimi argomenti, siamo arrivati fino alla Casa del Bosco. Allora, cercherò di rispondere al gentile signore che è intervenuto, di cui rispetto il pensiero, non lo condivido, perché anche io non sono convinta che possa essere risolutivo per la gestione degli immigrati tagliare le panchine. Ma da questo punto di vista io ritengo che non soltanto sia stato fallimentare il governo a livello nazionale per quanto riguarda proprio le politiche migratorie, ma anche il governo regionale, perché assistiamo ad un numero più alto di quella che dovrebbe essere la tolleranza della nostra regione, tanto per quanto riguarda i migrati, tanto per i minori stranieri non accompagnati. Abbiamo numeri che sono ben più alti rispetto alla media nazionale, dove, se non ricordo male, il dato dovrebbe essere 2,4 ogni 1000 abitanti. Nella nostra regione abbiamo 3,4 migranti ogni 1000 abitanti, quindi abbiamo strutture al collasso proprio perché non è stato fatto rispettare anche questa distribuzione rispetto alle altre regioni, per cui diciamo da sempre al governo regionale piuttosto di intervenire con slogan e dire che dal punto di vista migratorio le politiche messe in campo sono del tutto trionfali, noi invece diciamo che i numeri parlano chiaro, sono numeri che qualunque cittadino può andare a ritrovare sul sito del Ministero dell'Interno, e ci dicono che nel corso del tempo il numero di migranti, delle presenze nella nostra regione è andato gradualmente aumentando, e questo rende, ripeto, le nostre strutture al collasso, perché abbiamo strutture che hanno numeri superiori a quelle tollerate, quindi abbiamo un numero maggiore di migranti al loro interno, e potete immaginare che in strutture dove vi è una promiscuità tale, una concentrazione tale, i disguidi possano nascere, e quindi anche i disguidi per la nostra popolazione. Ecco, mi vengono in mente anche i centri per i minori stranieri non accompagnati, che spesso balzano alle cronache proprio per quelli lì che sono i contrasti che emergono, però è abbastanza facile immaginare che appunto gli stessi possano avvenire in simili situazioni di concentrazione, soprattutto dove si mette in promiscuità migranti con tradizioni, culture diverse, ma soprattutto con un disagio mentale che non viene preso in carico, e quindi ci ritroviamo persone che hanno appunto dei disturbi legati anche alle tragedie che hanno sofferto durante un viaggio che di sicuro non è stata una
una passeggiata, appunto a non essere presi in carico e ad essere messi alla stregua degli altri migranti in contesti appunto che di sicuro non agevolano le loro patologie. Spagnol, eccoci, anche al ruolo del sindaco, facciamo un po' di chiarezza. Sì. Interessante quanto ha detto il signore che fotografa una situazione, come lui stesso ha detto, a valle, nel senso che noi ne vediamo gli effetti di scelte che sono state fatte, sono anche più recentemente, rispetto alle politiche dell'immigrazione, e quindi quando noi ne vediamo gli effetti cerchiamo di curare gli effetti ma non la causa, no? E quindi ci si trova magari in alcuni paesi un po' di più, altri un po' di meno, delle situazioni che non si vorrebbero da cittadini dover osservare. Su questo posso essere anche d'accordo. Sul fatto poi che il signore dice che i sindaci hanno un potere sostanzialmente di decidere una serie di aspetti, ecco, su questo lo inviterei, magari io sono a piena disposizione, viene a trovarmi, sta con me una giornata, oppure anche dal sindaco del suo comune, e vedrà che poi nel concreto le questioni stanno un po' diversamente sulle capacità e le possibilità di intervenire a valle su fenomeni di questo tipo. Quindi il contrasto sicuramente all'illegalità è necessario, obbligatorio, doveroso. Su altri aspetti legati all'accoglienza piuttosto che agli alloggi, piuttosto che altri aspetti legati alle relazioni sociali, ecco, diciamo che bisogna andare un pochettino con le pinze, con decisione, ma prima di esprimere ovviamente dei giudizi è meglio conoscere, perché conoscendo si può avere anche una visione più equilibrata della situazione, senza nulla togliere ai disagi che oggi in molti, anche comuni stessi, soffrono rispetto a un tema, un argomento che è quello dell'immigrazione, che le amministrazioni locali soprattutto ne vedono gli effetti, più che nella possibilità di poter agire concretamente ed efficacemente. Sì, questo è sicuramente un ragionamento doveroso da fare, tematica chiaramente sempre molto calda e da casa smuove un po' le opinioni. Ringrazio anche per aver dato questa chiave di lettura, ringrazio ancora i miei ospiti, tra qualche problemino tecnico ma ce l'abbiamo fatta alla grandissima, quindi ringrazio Maria Rosaria Capozzi per essere stata con noi. Grazie a voi e perdonatemi ma la connessione oggi era particolarmente ballerina. Sì, magari potrebbe essere un problema nostro in studio, non lo sappiamo, non diamo responsabilità. Grazie a Carlo Spagnola anche per essere stato con noi. Grazie a voi. E buon lavoro a entrambi.